Quanto prendi al mese? 600 euro. Hai famiglia? Ho un mutuo e 3 bambini. Se ci togliesse il nostro 25%, che è il surplus del nostro contratto integrativo di secondo livello, noi arriveremo a 700 euro. Praticamente siamo stati sempre fermi. Noi qua stiamo per dare un messaggio forte e chiaro. Si tocca uno, si tocca tutti, perché tutti i lavoratori devono essere tutelati. Marta, Mina, Angelo, storie di lavoratori occupati in settori diversi, sicurezza, ristorazione, trasporti, pulizia, ma accomunati da un unico destino, la crisi innescata dal Covid e l'incertezza sulla riapertura dello scalo trevigiano. La stanno pagando loro, a cui è stato chiesto ancora uno sforzo in più. Il 5% sono quasi 300-400 euro in meno, è una famiglia con 1.300, cioè con 1.300-1.400 forse riesci ad andare avanti, ma con 1.000 euro come fai? Con tutti i sacrifici che sono stati fatti. C'è il rischio che ovviamente i lavoratori in esubero passino a Venezia essendo un'unica società Aeres Retail e quindi già a Venezia siamo tutti in cassa integrazione, lavoriamo 10 ore al mese. Il rischio è che poi ci sia appunto un esubero di dipendenti. Io sono sola con 2 figli a carico, in questo momento con cassa in deroga che non ci pagano e ovviamente attendiamo anche gli assegni. È molto preoccupante. Questi lavoratori sono fermi da un anno, 220 nel settore food a Venezia, 150 del retail, 140 in appalto nei comparti sicurezza e ristorazione al Canova di Treviso, che diventano 460 se sommati ai colleghi occupati a Venezia. Se ci chiamano al tavolo noi siamo pronti a discutere qualsiasi cosa, qualsiasi sacrificio, abbiamo dato dimostrazione che siamo in grado di farli, però non accetteremo che ci storga un cappello a nessuno. Alla manifestazione erano presenti i segretari generali di CGIL, Cisle Will, un anno di chiusura, dicono, ma anche di promesse, costi scaricati da Save e AR3 sui lavoratori. I sindacati vogliono poter discutere del piano industriale con Save a fronte di un master plan da 58 milioni di euro.